Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo per Armiol Gioca e Lefter Discia, i due albanesi di 32 e 36 anni accusati di aver sparato con l'intenzione di uccidere a un loro connazionale 25enne, tuttora ricoverato all'ospedale di San Donà. I due attenderanno quindi la conclusione delle indagini nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, dove già erano detenuti dalla sera del 2 gennaio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di San Donà, gli indagati hanno incontrato la loro vittima alle 22:40 della sera del 1 gennaio al Gasoline, noto locale di Jesolo, accusandolo di essersi impadronito di un imprecisato quantitativo di cocaina. Il giovane ha negato tutto, ma i due sono riusciti a convincerlo con le buone o con le cattive a salire sulla loro auto, una Jaguar XF con targa straniera. Lo hanno poi portato in un appartamento della zona dove hanno continuato a minacciarlo chiedendogli della droga. Il 25enne ha ripetuto di non saperne niente e la situazione è degenerata. Il più giovane degli aggressori gli ha sparato a una gamba, poi insieme lo hanno caricato nel bagagliaio dell'auto e portato in riva al Sile. Lì gli hanno intimato nuovamente di confessare. Al suo rifiuto lo hanno finito con un colpo di pistola all'addome. Nonostante il dolore e il sangue che sgorgava copiosamente dalle due ferite, il ragazzo è riuscito a mantenere la freddezza e a fingersi morto. A quel punto i due lo hanno gettato nel fiume col chiaro intento di sbarazzarsi di quello che credevano un cadavere. Appena si sono allontanati, il 25enne si è aggrappato a un arbusto e si è trascinato faticosamente fino a riva, ha raggiunto la casa più vicina e si è attaccato al campanello per chiedere aiuto. Trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni restano gravi. Da lui i carabinieri hanno saputo l'identità degli aggressori, rintracciati e fermati 24 ore dopo all'uscita della gelateria della Marina di Jesolo. Nell'appartamento del Lido, utilizzato da uno dei due, è stato sequestrato il giubbotto che indossava la sera dell'attentato e che verrà inviato al RIS di Parma per rilevare eventuali tracce di polvere da sparo. Residui di sangue e DNA verranno cercati anche nella Jaguar, mentre l'incontro fra i tre nel locale è documentato da alcuni filmati di videosorveglianza.